Due cadaveri mummificati sono stati trovati nel pomeriggio in un'abitazione di Villa Primavera a Campoformido. Si tratta di una coppia di una settantina d'anni, sarebbero morti mesi fa, l'allarme lanciato da un parente. Un'area del centro storico di Udine domani resterà senza acqua per lavori in piazzetta Marconi. La rabbia dei commercianti che temono ripercussioni sugli affari proprio nella settimana di Pasqua. Armati di metal detector scandagliavano un terreno a Bagneria Arsa sottoposto a vincolo archeologico a caccia di reperti. 3 Indiana Jones sono stati pizzicati dai carabinieri e condannati. A Gorizia sono stati vinti al Superenalotto 130.000 euro. Sconosciuta l'identità del fortunato giocatore, ma quel che è strano è che neppure alla ricevitoria dove è stata fatta la puntata nessuno sa nulla. Oggi le ultime udienze su 2 gare non disputate per Covid e sull'omologazione di Udinese-Atalanta che il 9 gennaio finì 2-6. L'avvocato della società bianconera, gara non regolare. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Una macabra scoperta nel pomeriggio a Campoformido, nel quartiere di Villa Primavera. In un'abitazione sono stati infatti trovati 2 cadaveri mummificati. Si tratta di una coppia di una settantina d'anni. I 2 sarebbero morti diversi mesi fa. A lanciare l'allarme è stato un parente. Per i dettagli ci colleghiamo in diretta con Davide Vicedomini. A te Davide, buonasera. Sì, buonasera Francesca, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo a Villa Primavera, ci troviamo in via dei Carpini, al numero 7 di questa strada, nel comune, nella frazione di Basaldella. Sono stati trovati nel pomeriggio 2 cadaveri mummificati. Non ci sono dati tuttora che confermano il nome e il cognome delle persone. Si tratta di una donna del 49 e di un uomo comunque del 56. Non ci sono anche delle dati che ci dicono esattamente quanto è successo e come è successo. Mummificati perché? Perché i cadaveri risalirebbero addirittura al periodo di settembre-ottobre, quando sarebbero stati visti anche per l'ultima volta proprio in questa strada. Delle persone che erano strettamente riservate, come ci hanno confermato gli stessi vicini, che vivevano in condizioni, usiamo in questo caso il condizionale, apparentemente disagiate, che uscivano la mattina dalla loro abitazione, un buongiorno e un buonasera quando tornavano indietro, con una borsa insieme alla loro macchina, una macchina Chevrolet blu Matiz, e poi tornavano indietro a notte fonda. L'ultima volta che erano stati visti proprio dai vicini in occasione del funerale della madre dell'uomo, circa un anno fa. Poi loro erano molto abituati anche a spostarsi, si diceva insomma che vivessero anche nella zona di Brescia, e poi sono spariti diciamo anche nel nulla. Di loro non si è saputo più nulla, la gente era convinta che se ne fossero andati da qui, fino al tragico rinvenimento, alla scoperta appunto nel corso del pomeriggio di oggi. Sul posto, come potete vedere, i vigili del fuoco e i carabinieri si stanno facendo tutte le indagini. Sembrerebbero che i 2 siano stati trovati, uno in una camera da letto riverso per terra e lei invece in un'altra camera da letto, anche lei riversa appunto per terra, però ovviamente nulla si sa quali potrebbero essere state le cause. Finora è tutto, da Villa Primavera ti passo la linea. Grazie Davide. Problemi alla viabilità questa mattina fra Italia e Austria sulla salita della statale 52 bis Carnica, che da Paluzza conduce al passo di Montecroce Carnico. Un tir carico di 700 maialine diretto oltre confine era infatti rimasto incastrato all'ingresso di una delle gallerie lungo i tornanti a causa della propria stazza. La statale è stata chiusa dalle 7 di mattina per diverse ore per liberare l'autoarticolato. Hanno operato non senza difficoltà i vigili del fuoco con il personale dell'ANAS. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Sono stati forti disagi alla circolazione. A Pordenone questa mattina al via il recupero della gru che era crollata lunedì. Il braccio è stato rimosso, ma le operazioni andranno avanti anche domani e intanto procedono le indagini.
Sono cominciate puntuali questa mattina alle 8 le operazioni di rimozione del camion gru che si è ribaltato lunedì a Pordenone in via Planton, dove stava operando su un cantiere in fase di chiusura per lo smontaggio di una gru edile alta 30 metri, impiegata nella realizzazione di una palazzina residenziale. Il braccio in acciaio è crollato tra due case, facendo cadere parte della gru sul tetto di un'abitazione e sulla recinzione esterna di un'altra, provocando molti danni ma fortunatamente senza causare feriti. In giornata il braccio dell'autogru crollato è stato rimosso e il camion, che era finito a ruote all'aria, raddrizzato. Le operazioni, che hanno visto anche la presenza dei vigili del fuoco di Pordenone, non sono terminate e andranno avanti anche nella giornata di giovedì. Sul fronte delle indagini, ieri è stata eseguita una perizia da parte di un consulente nominato dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo contro ignoti. Non è da escludere che ci siano degli indagati a breve. Ulteriori informazioni sull'accaduto potrebbero arrivare dal computer di bordo del camion gru, che potrebbe aiutare a fare luce sulle cause dell'incidente e stabilire se ci sia stato un errore umano o un guasto meccanico nei sistemi di sicurezza. 82.000 litri di gasolio di contrabbando sono stati sequestrati dopo l'ingresso in Friuli dalla Guardia di Finanza di Treviso. 7 le persone indagate dalle Fiamme Gialle. Secondo la ricostruzione dei fatti, i conducenti dei 3 mezzi da Austria, Germania e diretti nel sud Italia, dopo essere entrati dai valichi delle province di Udine e Trieste, non hanno saputo spiegare quanto stavano trasportando. Inoltre avrebbero dovuto percorrere circa 3.000 chilometri tra andata e ritorno, il che rendeva le operazioni commerciali del tutto illogiche, sia per il tempo impiegato che per i costi, circostanze che hanno insospettito i finanzieri trevigiani. Sono state denunciate le persone coinvolte nel traffico internazionale. I mezzi e il gasolio sono stati sequestrati. Si sono improvvisati archeologi e hanno trovato con il metal detector alcune monete in un terreno sottoposto a vincolo archeologico a Bagnaria Arsa. La ricerca è costata loro una condanna a 2 mesi di reclusione. Si erano armati di metal detector e di altri dispositivi elettronici per effettuare ricerche di tipo archeologico a Bagnaria Arsa, in un terreno in parte sottoposto a vincolo. Solo che non erano archeologi e si sono impossessati di monete trovate sul campo. Per questo 3 uomini, uno di 62 anni, proprietario del terreno, un 41enne di Monfalcone e un 36enne di Moraro, sono stati condannati a 2 mesi di carcere ciascuno, pene sospese, dal giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine. I 3, assieme a un'altra persona, sono stati scoperti dai carabinieri. L'attività è stata effettuata in 2 occasioni, il 29 marzo e il 1 maggio 2018. Sul luogo i carabinieri hanno trovato i reperti metallici di proprietà dello Stato, in particolare alcune monete in lire e una, forse medievale, di qualche interesse storico. I 3 si sono difesi dicendo di essere alla ricerca di un anello perduto durante una ratura. Si è conclusa con il patteggiamento di 12 imputati la sparatoria di Trieste del 4 settembre, quando è arrivata al culmine una faida tra 2 famiglie kosovare. Dovremmo avere pronto il servizio appunto di cronaca giudiziaria. Vediamo. 4 anni e 8 mesi a 2 anni e 4 mesi per i 12 indagati per la sparatoria di via Battisti a Trieste dello scorso settembre. Oggi il Tribunale del Capoluogo giuliano ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati che difendevano le 2 famiglie kosovari, la Islami e la Krashki, che erano entrate in contrasto inizialmente per questioni sentimentali ed entrambe attive nel mondo dell'edilizia. Sabato 4 settembre è il culmine della faida iniziata alcuni mesi prima. In via Battisti i componenti della famiglia Krashki stavano facendo colazione quando sono stati raggiunti dai componenti dell'altra famiglia che sono scesi con spranghe e bastoni e 2 uomini, Arton e Avni Islami, hanno estratto le pistole sparando diversi colpi senza però uccidere nessuno. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla PM Chiara De Grassi hanno consentito di risalire alle identità di circa 20 persone coinvolte nella rissa, alle quali è stato ritirato il permesso di soggiorno. 12 gli indagati per reati penali, con i 2 armati condannati a 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio, mentre le altre pene sono intorno ai 2 anni per lesioni pluriaggravate. Fanno carte false per evadere il fisco. Il Tribunale di Udine ha condannato padre e 2 figli, in tutto oltre 4 anni di reclusione.
Avevano messo in piedi un giro di fatture false per evadere il fisco. Condannati il padre e 2 figli. Il tribunale di Udine ha inflitto 2 anni di carcere a un professionista di 62 anni e 1 anno e 3 mesi e 1 anno e 1 mese di reclusione, pene sospese, ai figli di 30 e 34 anni per emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta. Secondo l'accusa, al centro c'era la Jeep Gestioni che tra il 2011 e il 2014 si sarebbe avvalsa di fatture false per oltre 1.200.000 euro di imponibile e 268.000 euro di IVA, oltre a emettere fatture false per quasi 1 milione di euro di imponibile e circa 200.000 di IVA. Satelliti erano Mappi Immobiliare, Business e Consulting, che avrebbero emesso alla Jeep Gestioni fatture false per quasi 627.000 euro di imponibile e 154.000 euro di IVA complessivi. Tutte le società, con sede a Udine, erano di fatto amministrate dal padre. I reati connessi alle fatturazioni del 2011 sono stati prescritti. Una chiusura di circa 6 ore per il Contarena di Udine. Lo storico locale questa mattina ha visto presentarsi alla polizia locale illegale un dirigente del comune per chiedere la restituzione delle chiavi dopo che la sentenza del TAR aveva ritenuto corretta la richiesta di sgombero. La società Spritz Time ha però presentato ricorso al Consiglio di Stato, cerca un dialogo con il comune. L'amministrazione però ha dato 2 giorni di tempo per fare l'inventario dei beni nel locale. Erano circa le 9 quando la polizia locale con il comandante Eros Del Longo si è presentata al Contarena insieme all'avvocato del comune Martinuzzi e al dirigente Scarpin per chiedere la restituzione delle chiavi ai gestori dopo la sentenza del TAR che ha ritenuto corretta la richiesta di sgombero. Per fare l'inventario dei beni che dovranno essere restituiti al comune e quelli che invece resteranno a disposizione dell'ex gestore del Contarena. Però visto che la quantità dei beni è molto elevata, abbiamo deciso di attendere ancora 2 giorni affinché si pronunci il Consiglio di Stato, perché l'attuale gestione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza che ha dato ragione al Comune di Udine da parte del TAR di Trieste. Quindi attendiamo questi 2 giorni per sapere se ci sarà una sospensiva o se si potrà procedere, come è nostra intenzione, quindi di definire quali sono i beni di proprietà di ciascuna realtà e quindi passare poi al bando per trovare un nuovo gestore per questo importante locale della città di Udine. La società Spritz Time intanto ha riaperto il locale nel pomeriggio e attende il provvedimento da parte del Consiglio di Stato. Loro hanno dei debiti nei nostri confronti, l'attesi loro invece che noi avremo dei debiti verso di loro. Sta di fatto che noi sono mesi che non riceviamo l'affitto, non viene pagato l'arretrato, quindi c'è una situazione veramente insostenibile. Torniamo a Villa Primavera di Campoformido, a collegarci in diretta con Davide Vicedomini, con la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, vale a dire il ritrovamento di 2 cadaveri mummificati in una abitazione, una coppia di una 70ina d'anni che sarebbe morta diversi mesi fa. Davide. Eccoci nuovamente in collegamento con Villa Primavera, lo ricordiamo per chi non si fosse messo in collegamento precedentemente, che qui è accaduto il fatto del giorno, lo possiamo proprio dire, dove sono stati trovati nella strada dei Carpini, in questo quartiere di Campoformido, 2 cadaveri mummificati, una donna del 49 e un uomo del 56, queste le primissime informazioni, entrambi trovati nel letto in 2 stanze separate. Il fatto particolare è appunto che la loro morte dovrebbe risalire al periodo di settembre-ottobre, peraltro quando anche sono stati visti per l'ultima volta dai vicini 2 persone molto riservate che non avevano collegamenti stretti di parentela con altre persone, per questo il motivo per cui erano stati lasciati soli da un certo punto di vista. Nessuno fino ad oggi aveva denunciato la loro scomparsa. Ancora da chiarire il modo in cui sono deceduti. Da Villa Primavera è tutto, Francesca, ti restituisco la linea.
Grazie ancora a Davide Vicedomini. Torniamo a Udine. Il debito del comune si è ridotto di 30 milioni in 4 anni, un dato che ha fatto sapere oggi il sindaco Pietro Fontanini, spiegando che nel 2018 era di 78 milioni, oggi siamo a 48. Il rosso di bilancio, ha detto Fontanini, sta sbiadendo progressivamente. Con l'ultima manovra abbiamo recuperato altri 7 milioni di euro. Fontanini parla di un risultato eccezionale ottenuto senza aumentare le tasse, migliorando i servizi erogati alla cittadinanza. Abbiamo mantenuto l'addizionale IRPEF allo 0,2 per 1000, spiega ancora, l'aliquota più bassa in regione, confermato il piano di investimenti che consta di oltre 60 milioni per il solo 2022, invariati tributi, tariffe e spese per i servizi ai residenti e nessun ritocco alle aliquote IMU. Domani diverse attività del centro di Udine subiranno l'interruzione del servizio idrico programmato a causa dei lavori di ripavimentazione di Piazzetta Marconi. Un forte disagio per gli esercenti che proprio nella settimana di Pasqua avevano previsto un incremento del lavoro. Erogazione d'acqua potabile interrotta domani per molti cittadini esercizi di Udine. Lo stop durerà 9 ore ed è programmato dalle 9 del mattino alle 18 a seguito dei lavori alla rete idrica e fognaria in allestimento nei sottoservizi di Piazzetta Marconi. L'area del centro città in cui è attivo un cantiere che concluderà la ripavimentazione iniziata in via Mercato Vecchio. Un disagio per molte attività. Soprattutto nella settimana di Pasqua. Di conseguenza siamo rimasti sconvolti di questa scelta, però abbiamo le mani legate, quindi dobbiamo sottostare a quello che il comune ci ha informato. Ci troviamo da Miyuki a Udine proprio per capire se Alessandro domani senza l'acqua lavorerà o meno. In teoria lavoriamo, ma dobbiamo ancora gestire un pochino le cose. Per i mortadelle, domani senza acqua lavorerete o no? No, siamo chiusi fino alle 6. L'ultima volta che ci hanno avvisati non hanno chiuso l'acqua nel giorno in che ci hanno avvisati, ce l'hanno chiusa senza dircelo 2 giorni dopo, quindi spero che almeno sia il giorno giusto. Noi purtroppo l'organizzazione che faremo sarà di fare un servizio ridotto, ovviamente purtroppo i bagni dovranno essere chiusi. Abbiamo una discreta disponibilità chiaramente sia di bicchieri che di tazze che di calici eccetera. Speriamo, e ripeto speriamo, che la situazione si risolva entro mezzogiorno una. È già stato un preavviso che vi ha dato la possibilità di organizzarvi o no? Un preavviso di 2 giorni per una situazione del genere non è un preavviso, per me è una mazzata e basta. Sono 4.500 i cittadini ucraini accolti in regione, la maggior parte in abitazioni messe a disposizione da amici e parenti. Ora l'impegno è quello dell'integrazione dal punto di vista lavorativo. Ne abbiamo parlato con il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che sarà ospite della puntata di Elettroshock di questa sera dalle 21. Non solo accoglienza, ma anche e soprattutto integrazione. I cittadini ucraini accolti in regione chiedono di lavorare, potendo peraltro spendere professionalità ricercate dalle imprese del territorio. Sostanzialmente di mettere in fila un po' tutte le associazioni di categoria, in primis le unioni industriali, e vedere con quali strumenti poter intervenire, sapendo che tra l'altro per fortuna sono persone che, avendo un permesso che gli consente già di lavorare, possono essere facilmente integrate e inserite in un contesto lavorativo. Tra l'altro spesso e volentieri sono persone che hanno già delle professionalità elevate. Nelle ultime 2 settimane si sono ridotti i transiti di cittadini ucraini ai confini del Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio della guerra sono quasi 92.000 quelli entrati in Italia, 51.000 lo hanno fatto attraversando la nostra regione. 26.000 hanno superato i confini in provincia di Trieste, 20.000 in quella di Udine, 5.000 in quella di Gorizia. Attualmente sono 4.500 quelli accolti in regione, dei quali 1.945 in provincia di Udine, principalmente in abitazioni di parenti ed amici, solo 152 in strutture d'accoglienza. Più di un terzo dei profughi giunti nel nostro paese è rappresentato da minori, alcuni dei quali non accompagnati. Al momento ne abbiamo una 50 che però sono stati affidati, perché ovviamente la procedura è stata attivata immediatamente dalla Polizia di Frontiera, con l'affidamento e la richiesta al Tribunale dei minorenni di convalida dell'affidamento, quindi a una rete sempre amicale o soprattutto parentale, perché comunque ci sono dei parenti qui sul territorio.
E durante la puntata di Elettroshock di questa sera sarà fatto il punto sull'accoglienza, anche con collegamenti dai due punti di prima accoglienza allestiti in regione a Fernetti e Ugovizza, e racconteremo anche tante storie di solidarietà. Torniamo alla cronaca, c'è stato un incidente frontale questo pomeriggio a Sant'Osvaldo, nel comune di Udine. In via Pozzuolo si sono scontrate una Panda e un Opel Astra. Dalla prima vettura sono uscite da sole 2 persone italiane, mentre i vigili del fuoco subito intervenuti hanno dovuto estrarre 2 stranieri dalla Opel. I 2 sono stati portati in ospedale a Udine, non sarebbero in pericolo di vita. Un ordigno bellico è spuntato questo pomeriggio in un giardino di Chiasellis di Mortegliano. A trovare l'ordigno risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale è stato un residente di 59 anni che in quel momento stava spostando alcune pietre nel perimetro della sua proprietà che gli impedivano lo sfalcio dell'erba. Appena notato l'ordigno, che fortunatamente non è finito sotto la lama della falciatrice, l'uomo ha avvisato le autorità competenti che hanno messo in sicurezza l'area. Nel punto di ritrovamento in passato si trovava un piccolo canale, non è escluso che il proietto sia stato trasportato già anni fa dal piccolo corso utilizzato per il deflusso delle acque. All'Automotive Lighting di Tolmezzo è stata prorogata fino al 28 maggio la cassa integrazione. Si continua a lavorare a singhiozzo a seconda della capacità produttiva dei marchi automobilistici. Le case produttrici non riescono a completare i veicoli perché manca la componentistica, in particolar modo i cablaggi provenienti dall'Ucraina e i semiconduttori che sono prodotti invece in Cina. I dati Covid di oggi con 1076 nuovi contagi complessivi, 7 i decessi, tra questi anche quello di un uomo di 67 anni che è morto in ospedale, 3 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 146. Sono 24.228 i corregionali in isolamento. Nel dettaglio 379 nuovi contagi sono emersi da 4.827 tamponi molecolari e invece 697 casi da 5.699 test rapidi. La sanità pubblica pordenonese sciopera nuovamente. La mediazione davanti al prefetto di Pordenone è fallita. Il 13 maggio i lavoratori incroceranno le braccia. Vergogna! Vergogna! Lo strappo si è consumato davanti al prefetto di Pordenone. Questa mattina il tentativo di trovare una conciliazione tra le sigle sindacali e il direttore generale dell'azienda sanitaria Joseph Polimeni è fallito. E proprio per questo la sanità pubblica pordenonese, a distanza di meno di 2 anni dalla prima volta, sciopererà nuovamente. C'è già una data, il 13 maggio. Il direttore generale dei lavoratori e delle lavoratrici di questa azienda gli interessa veramente poco. Gli interessa poco di riconoscere il dovuto impegno quotidiano che danno. Questi in maniera unilaterale hanno deciso di non voler applicare accordi ormai che sono decennali di maggiorazione delle indennità. Questa direzione non rispetta gli accordi sindacali regionali, vuole ancora una volta offendere i lavoratori e schiaffeggiare i lavoratori dopo che li ha fatti lavorare per 2 anni durante la pandemia in situazioni inaccettabili. Dobbiamo renderci conto che questa situazione è voluta perché a livello regionale gliel'hanno imposta. In una nota l'azienda sanitaria ha fatto sapere che le organizzazioni sindacali hanno continuato a non aderire alla proposta aziendale, ancorché modificata da ASFO. Polimeni si è detto disponibile a confermare la riunione fissata per il 19 aprile, ma i sindacati hanno già fatto sapere che non si presenteranno. Sul tema l'assessore regionale Riccardi dice è una disputa che riguarda sindacati e azienda, ma se necessario interverrò. Chi vuole continuare sempre allo stesso modo facendo una sorta di integrazione salariale e chi propone un meccanismo nuovo di premialità rispetto delle effettive prestazioni garantite. Il vicepresidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, commenta così la notizia dello strappo avvenuto questa mattina tra le sigle sindacali e il direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni, che porterà per la seconda volta in meno di 2 anni il personale della sanità pubblica del Friuli occidentale a scioperare. Riccardi preferirebbe non intervenire nella disputa tra le parti, ma qualora fosse necessario ha assicurato che farà la propria parte. Cercherò di comprendere nel dettaglio questa cosa, sono cose che, ripeto, riguardano un'azienda e i sindacati, quella abitudine per la quale ci si rivolge ad altri nel momento in cui ci sono dei ruoli ben precisi è una
secondo me può essere anche il tentativo di bypassare l'azienda. Io non intendo farlo, ma qualora ci fossero delle condizioni che propendono per una parte all'altra, non farò mancare la mia attenzione a questo. Il messaggio pasquale dell'arcivescovo di Udine Mazzoccato è legato ai temi della guerra in Ucraina. Il giorno di Pasqua l'arcivescovo inaugurerà la nuova cappella del carcere di Via Spalato e successivamente celebrerà la messa in cattedrale. Quest'anno viviamo la Pasqua portando negli occhi e nel cuore le immagini della strage di persone indifese. È l'incipit del messaggio pasquale dell'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato, che facendo riferimento alla guerra in Ucraina sottolinea come Satana abbia ancora una volta trovato alleati i quali hanno nel cuore l'istinto omicida di Caino e collaborano all'identica opera di morte. Pasqua è una delle feste in cui ci si fa gli auguri, anzi era l'augurio pasquale, era l'augurio più forte della tradizione cristiana, ancora più di quello natalizio. E nelle chiese orientali, dove purtroppo adesso c'è la guerra, il saluto era proprio Cristo è risorto, ci salutava dicendo Cristo è risorto, che era il saluto della speranza, perché dove sembrava fosse finito tutto, dentro un sepolcro, Cristo è risorto. E allora il mio augurio è che questa speranza di risurrezione che si è spalancata a Pasqua sia anche dentro di noi e che sentiamo la forza di una risurrezione nei nostri cuori e da quelli nei rapporti tra di noi, e quindi anche la conseguente serenità. Il giorno di Pasqua l'arcivescovo inaugurerà la nuova cappella all'interno delle carceri in Via Spalato, successivamente sarà in cattedrale per celebrare la Santa Messa Pasquale. Super vincita da 130.000 euro a Gorizia, sconosciuta l'identità del fortunato vincitore, ma anche la stessa ricevitoria è sorpresa dalla notizia. Rimane sconosciuto il fortunato vincitore che ieri sera ha vinto 130.000 euro al Super Enalotto. La schedina è stata giocata in un bar di via Terza Armata a Gorizia, dove gli stessi titolari sono rimasti sorpresi questa mattina dalla notizia. Nessuna comunicazione infatti gli è stata ancora notificata, mentre da struttura confermano che è proprio la città isontina ad essere stata baciata dalla fortuna. La vincita è avvenuta tramite un sistema e rimane ancora intaccato il jackpot da 188 milioni di euro, con l'ultima sestina vincente registrata il 22 maggio scorso, quando 156 milioni di euro sono finiti in provincia di Fermo. L'ultimo 6 in Friuli Venezia Giulia invece è datato 2013, quando arrivarono 53 milioni a Palazzolo dello Stella. Presentato a Vinitaly Top Vini Friuli Venezia Giulia 2022. Oltre 200 vini degustati da una commissione di assaggio di livello formata da 78 esperti, in 168 pagine la guida Top Vini Friuli Venezia Giulia, giunta alla sua seconda edizione, raccoglie l'eccellenza del settore vitivinicolo della regione con un unico obiettivo: mettere a disposizione dei consumatori un confronto per una scelta sempre più consapevole del consumo e della degustazione dei vini e creare un movimento di crescita del comparto. Il prezioso Vademecum è stato presentato oggi al Vinitaly allo stand dell'Ersa. 2 gli speciali, uno dedicato al pignolo e uno alla ribolla gialla, diventato da anni il cavallo di battaglia del settore vitivinicolo friulano. Il vitigno che sta avendo più crescita è un vitigno con cui puoi raccontare il Friuli, perché racconti la pianura su questo concetto che è stato impiantato sicuramente fortemente per fare spumante, racconti la collina per la sua storia, racconti il Macerato che è anche se vogliamo una novità per Friuli Venezia Giulia, per cui tu dai al mondo una visione del territorio regionale e parlando di un prodotto. Interventi in vista per il tratto tra Tarvisio e Moggio Udinese della ciclovia Alpe Adria. Ci sono degli investimenti importanti in termini di piste ciclabili. Sì, abbiamo investito 1,5 milioni l'anno scorso e quest'anno sono state realizzate grazie all'intervento di FVG Strade sul territorio, in particolare sulla FVG1 che è la ciclabile più importante che abbiamo nella nostra regione. Va da Tarvisio a Grado, anzi si collega fino a Salisburgo, per cui era necessario fare questi interventi di manutenzione straordinaria e soprattutto di messa in sicurezza della ciclabile stessa. Presidente Fantelli,
Castelli, dal punto di vista dell'offerta delle piste ciclabili, stiamo migliorando di anno in anno? Ecco, come diceva l'assessore Pizzimenti, il passaggio sull'FVG1 principalmente da Coccao e da Fusine è quello che registra numeri molto importanti. L'intervento della Regione e noi come braccio operativo è quello di migliorare l'infrastruttura. Questi interventi che oggi abbiamo inaugurato, Moggio e Tarvisio, vanno e sono in linea con il piano di miglioramento infrastrutturale delle piste ciclabili. Aumentare, migliorare l'offerta turistica, Mazzolini. La ciclabile, soprattutto quello che il mondo estivo, il turismo estivo legato alla bicicletta in piena crescita, soprattutto dai paesi del nord Europa che transitano e si fermano nel Tarvisiano ma poi in tutto il Friuli Venezia Giulia, e quindi è fondamentale continuare a investire in questa direzione. Il collegio di garanzia del CONI ha deciso, è valido il risultato con cui l'Atalanta ha battuto l'Udinese al Friuli per 6-2 il 9 gennaio scorso, respinto dunque il ricorso presentato dalla società bianconera. Ne parliamo tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, l'augurio di una buona serata a tutti voi.